Attesa da tempo, ora è arrivata l'inaugurazione della nuova unità operativa geriatrica dell'ospedale Santa Maria dei Battuti a Conegliano. Un'ala completamente ristrutturata con maggiori comfort, un nuovo reparto con 40 posti letto, spesa totale di ristrutturazione 2.110.000 euro. Io le chiamerei geriatria 4.0 con tutte le tecnologie e ovviamente ambienti a misura di persona, quindi camere con bagno, 2 posti letto o un posto letto solo e quindi degenza migliorata e eccellenza per la geriatria. L'unità operativa è stata dotata di un impianto di areazione all'avanguardia e di un impianto di condizionamento con possibilità di modificazione autonoma della temperatura in tutte le stanze, illuminazione e temperatura che potranno essere controllati e regolati tramite tablet, PC o smartphone. Come iniziativa principale e prioritaria l'umanizzazione dell'ambiente geriatrico, infatti migliorando anche l'abitabilità della struttura di un reparto ospedaliero migliora anche la qualità dell'assistenza. Non solo umanizzazione ma anche l'assistenza riduce il rischio clinico, riduce anche i rischi sia per gli operatori che anche per i pazienti. Ma tiene a precisare Benazzi, i letti non ci sono perché il reparto sarà operativo fra una decina di giorni. Non vorrei che si ripetesse l'episodio di Treviso, sono senza letti perché chiaramente abbiamo il reparto al secondo piano, entro 10 giorni sposteremo il reparto al quarto piano e quindi dopo libereremo questo spazio per partire con l'ospedale di comunità di 24 posti letto. Quindi non avremo i pazienti subito, lo dico chiaramente, li avremo fra 10 giorni perché dovremo fare gli spostamenti. Nell'aula attualmente occupata dalla geriatria troverà posto l'ospedale di comunità con 25 posti letto e la nuova sede della procreazione medicalmente assistita.